Buonasera a tutti, oggi è lunedì 1 luglio e con oggi sono esattamente 40 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, ormai una gru che ormai molti di voi conoscono, è una gru storica dei primi del Novecento, ormeggiata nel porto di Trieste. Con oggi sono anche 13 giorni che faccio lo sciopero della fame e i motivi per cui io sono qui su a fare questa protesta così forte, così estrema, credo che ormai siano stati ampiamente sviscerati e, e continuano a essere sviscerati anche dalla stampa. Anche oggi due testate giornalistiche hanno riportato la notizia e devo dire che hanno fatto anche dei buoni articoli. Una è il Fatto Quotidiano, una testata importante, nazionale, e poi c'è un giornale croato che si chiama La Voce, che ha anche riportato la notizia e devo dire che ha fatto anche un buon articolo. Quindi ogni giorno che passo qua su, ogni giorno sempre di più la verità sta venendo a galla, sempre più gente sta venendo a conoscenza della verità e, e sempre più lampadine si stanno accendendo nella testa delle persone. Questo mi fa molto piacere. Incominciano a telefonarmi un sacco di gente che non sentivo da un sacco di tempo. E, anche vecchi amici di vecchia data, che a un certo punto, devo dire la verità, oggi mi sono stato anche, mi ha quasi commosso una persona che non sentivo da tanti anni, una persona importante, che tra l'altro è un giornalista, scrittore, che ha scritto per delle testate molto importanti italiane, e mi ha telefonato e abbiamo fatto una lunga chiacchierata anche ricordando anche vecchi tempi. È una persona che per me veramente è stata importante nella mia vita e devo dire che anche lui in qualche modo mi ha ringraziato per avergli acceso una lampadina nella testa, che anche lui era un po' distratto, era come tanta gente. Ormai questa società ti porta veramente a essere un po' troppo distratti, no? Tutti quanti, anch'io compreso, io non mi tolgo dalla mischia, siamo stati tutti un po' distratti e abbiamo concesso troppe cose a queste persone che ci hanno tolto veramente, piano piano ci hanno tolto tutti, hanno fatto il giochino della rana bollita, no? Lo conoscete? No? La rana che viene messa nell'acqua fredda, viene accesa la fiamma sotto, piano piano viene cucinata, e questa praticamente senza accorgersene muore perché a un certo punto muore per sfinimento, perché l'acqua poi incomincia a essere troppo calda, però ormai è troppo calda per fare qualcosa e la rana muore. E così siamo stati trattati anche noi, come rane bollite, no? Piano piano, finché siamo così, ci hanno ridotti a dei morti che camminano, che non si rendono neanche conto di quello che li circonda, ci hanno abituati soltanto a lamentarci, a imprecare, a fare la guerra tra di noi, no? Questo è fondamentale, no? Il popolino, il povero, no? La famosa guerra dei poveri, no? Che si sbranano tra di loro mentre i furbastri se la ridono, se la mangiano e se la godono, guardando come il popolino, come sono riusciti a mettere gli uni contro gli altri il popolino. È così, ma è così da tanto tempo. Però secondo me qualcosa si sta risvegliando. E poi comunque ho visto che c'è un sacco, veramente un sacco di brava gente, onesta, coscienziosa, capace di pensare con la propria testa, capace di ragionamenti, collegata. Eh,
ancora con quei quattro paletti di valori di etica, di umanità ben stretti. E poi conoscere questa gente, entrare in contatto con questa gente che sembrava ormai perduta, per me è già una vittoria. Per me è già una vittoria. E, e questo mi dà anche la forza di andare avanti in questa mia battaglia, che è una battaglia che è andata anche oltre la questione voce della luna, sicuramente. Per me adesso è diventata proprio una battaglia di valori, di principi, ehm, di umanità, no? Adesso bisogna tirar fuori tutto, adesso siamo qua in ballo su questo dinosauro che si presta a questa lotta titanica, un oggetto titanico per una lotta titanica. E quindi vado avanti ehm, e sono sicuro che comunque vada, anche se io ci dovessi rimettere la pelle, si saranno accese un sacco di lampadine e si accenderanno sempre di più e vedranno e cadranno i veli e queste persone verranno viste per quello che sono, dei poveretti, proprio degli esseri piccolini, proprio senza spessore, senza cultura, senza coscienza, senza umanità, no? E magari riusciremo anche a far emergere quelle persone, quegli esseri umani di valore, di cultura vera, di coscienza vera, non a parole, di coraggio vero, di dignità vera. Ecco, queste sono le persone che dovranno emergere nel futuro. No, non ha importanza, a me non importa se io le vedrò o meno, però io faccio parte di quei tanti piccoli semini, no? che, che aiuteranno a migliorare, a dare un senso alla vita. Questo è il senso della vita. È solo questo, no? Vivere in nome di questa bellezza, no? Di questa meraviglia, no? Che ci hanno portato via, no? Che ci hanno portato via, in nome di non si sa che bene che cosa, forse in nome di qualche malato col delirio di onnipotenza ehm, che vuole, che vuole impartire le sue regole bestiali, disumane, disumanizzanti. eh, eh, questi malati che hanno proprio la bramosia di potere, di ricchezza, no? Frustrati, fondamentalmente della gente frustrata che, che ha bisogno di questo, no? Per esistere. E per esistere sono pronti a tutto, no? Ehm, a fare del male alla gente come me, di gente come me ce n'è tanta, e sono pronti a tutto, anche alle peggiori nefandezze, no? E quindi, però, insomma, questi personaggi hanno un grosso potere, si circondano di gente come loro, però questo non significa che il mondo deve essere sempre nelle loro mani e soprattutto non significa che il mondo deve sempre funzionare come vogliono loro. No, non è detto, non sarà sempre così. Ehm, e niente, quindi oggi così vi lascio con questa riflessione. I motivi per cui io sono qua su ormai credo che siano proprio arci noti. In ogni caso, se qualcuno vuole andare a vedere, a capire un po' di più quello che sto facendo qua su, può andare sulla mia pagina La Voce della Marcello Di Finizio, La Voce della Luna. E vi comunico che comunque sto ancora bene, sono ancora in forze, come potete vedere, potete sentirmi, nonostante i 13 giorni di digiuno. E dormo, sono in questi ultimi 2 giorni sono riuscito a dormire, tutto sommato anche abbastanza. E questo è importante. L'importante è che io riesca sempre a dormire, che non è facile, come potete immaginare qui su. E vado avanti, si va avanti, andiamo avanti così e racconteremo a testa alta
e a viso aperto la verità e, e sono sicuro che succederanno un sacco di belle cose nel futuro. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene e grazie per quello che state facendo e per come siete capaci di starmi vicino. Buona serata a tutti e a domani.